Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Benvenuti, bentrovati ad un'altra puntata di Voci dallo Sport ed eccoci a Cortina. Siamo saliti a Cortina, siamo al disco pub, al disco bar Jumbo qui a Cortina d'Ampezzo. Sicuramente cercavamo un po' di refrigerio, ma in agosto anche a Cortina insomma le temperature si sono alzate. Ne parliamo, non di questo, non delle temperature, però insomma possiamo parlare anche di questo. Ne parliamo oggi, parliamo di hockey su ghiaccio e ne parliamo con il presidente che gentilmente è venuto a trovarci ed è qui con noi ed è Silvio Bernardi. Presidente, buona giornata anche a lei. Grazie per l'occasione di parlarci e sono contento di avere questa occasione per parlare delle nostre problematiche. È un'occasione che arriva dopo un avvenimento importante, ma anche più di importante, arriva dopo le Olimpiadi. Che cosa ha significato brevemente per Cortina, ma anche per l'hockey Cortina? Beh, per Cortina e per l'Italia, per noi tutti quanti è stata un'occasione eccezionale per vedere gente bella, sportiva, significato molto per una formazione anche morale, diciamo, di vedere gente che fa sport in tutti i sensi. Per la nostra società nello specifico credo che abbia dato una spinta anche ai ragazzini, purtroppo sono sempre di meno come nascite, per cui abbiamo poco vivaio, come tutte le altre squadre abbiamo il problema di tutte le società. Che sembra un po' improbabile questa cosa, non sembra un po' impossibile perché a Cortina un bambino cosa gioca? Gioca ad hockey per primo oppure no? No, cerchiamo di farli giocare a hockey, ma c'è per fortuna, devo dire, non è che voglio essere egoista, per fortuna c'è lo cyclé, per fortuna ci sono altri, il calcio estivo e ci sono tanti altri sport, e quindi dividere gli sport specifici è sempre Poi per un ragazzino più sport fa inizialmente meglio è, no? Meglio è. Presidente, dopo una stagione fatta in trasferta, tutta in trasferta perché siete andati a giocare a Pieve di Cadore. È stato difficile, ringrazio qui l'associazione di Pieve di Cadore che ci ha dato questa occasione, ci ha dato lo stadio, la possibilità di giocare, questa è stata la fortuna, anche supportata dal nostro comune, e quindi è stato un sacrificio per tutti, per primi giocatori che dovevano fare trasferte là e anche per noi come società. È stato, lo sottolineo, una stagione molto difficile. Ritornando a Cortina, cosa cambia? Se cambia qualcosa, non soltanto sotto il profilo del ritorno, ma anche proprio di ritornare in casa? Beh, cambia molto perché abbiamo l'entusiasmo di giocare in casa, anche se lì tutto sommato i nostri tifosi venivano a vederci, ma qui abbiamo lo stadio rinnovato, abbiamo gli spogliatoi nuovi, abbiamo il cubo gigante sopra la pista, sì, e quindi possiamo fare più pubblicità anche ai nostri sponsor e insomma abbiamo una palestra nuova. Devo dire che siamo contenti, sperando di avere il ghiaccio per la fine di agosto, come ci hanno promesso, e che tutto vada bene. Sembra impossibile che i problemi siano del ghiaccio, qui, però ci sono. Sì, non è dato dalla temperatura eccessiva che abbiamo, ma è dato da programmazione che purtroppo per queste cose chiaro. nel ghiaccio che le balaustre abbiamo dovuto cambiarle perché quelle che c'erano poi le vediamo, sì, poi di questo sì. Me ne accenna. Presidente, un uccellino mi ha detto che ieri sera avete fatto consiglio, c'è qualche novità a livello societario oppure no? Ma prassi normale, avevamo dei problemi, li abbiamo risolti e qualche problema si è stato risolto proprio ieri sera, quello dell'attrezzista, e quindi sono contento che tutto vada bene, anche se difficoltà sono
tutti i giorni. Per fortuna ho uno staff che lavora molto, anche più di me, e riesce a sopperire a certe problematiche. Chiaro. La stagione quando inizia? Per chi non lo sa, per chi non è avvezzo adesso all'hockey. i ragazzi di Cortina sono già tutti in preparazione atletica da 2 mesi, 3 anche, quindi come stagione. Sul ghiaccio già andiamo allo stadio di Alega a fare i primi allenamenti. Quando sarà pronto il nostro, i primi di settembre, comincerà qui. Lei parlava prima di spogliatoi nuovi e di una zona palestra, quindi immagino che siano cose importanti, immagino, no? Sì, perché c'è la palestra e sarà attrezzata molto bene con delle macchine nuove, eccetera. Poi c'è anche una palestra di supporto più grande che serve anche alle squadre avversarie, e quindi lo stadio è un signor stadio, diciamo che tutto è coordinato con una caratteristica che ci rivela sempre più importanti come attività sportiva. È un signor stadio, è uno storico stadio, come hanno anche sottolineato durante le Olimpiadi, no? È uno storico stadio, io la mia età lo ricordo da sempre. Siamo in 2, insomma, non è che scappi tanto l'età, quindi lo ricorda, sì, immagino. Lo ricordo da Brigitte Bardot, da attori, cantanti. Ecco, Brigitte Bardot non ce l'ho in mente io, quindi vede che no, è più io fortunato. sono più vecchio di lei. Ah sì, bene, poi vediamo. Sì, ma... sì. Bar nuovo, l'Edual nuovo, diceva, nuova disposizione delle panchine, ci sono queste novità? Sì, novità sì, le panchine verranno messe sotto le gradinate sulla parte, diciamo, del pubblico, quindi i giocatori avranno la schiena verso il pubblico e i cronometristi saranno dall'altra parte, quindi l'accesso al campo viene dai 2 angoli delle tribune. Quindi è un bel cambiamento. È un cambiamento totale, sì. È un bel cambiamento anche per chi guarda oppure... Ma per chi guarda è piacevole vedere i giocatori più vicini, ecco, quando fanno i cambi, quando fanno le loro assistenze con l'allenatore, si percepisce quello che dice l'allenatore, insomma è tutto un vivere più vicino alla squadra. Perché l'hockey su ghiaccio è soprattutto anche questo, perché chi magari ha visto poche partite o ne ha viste nemmeno uno, quando guarda e vede qualcosa in TV, queste sono le cose belle, diciamo tra virgolette. Vedere un giocatore che esce dalla panchina disfatto, stravolto perché ha fatto il suo dovere, e vederlo poi lì che si cambia, sta fermo 2 o 3 minuti, poi deve tornare dentro, sacrificio, è tutto la parte dello sport dell'hockey e di tutti gli sport, diciamo, ma vederlo così da vicino è bello. Vedere l'allenatore che si incavola perché uno ha giocato male oppure che gli fa i complimenti, questo è spettacolo. È spettacolo. No, non ci piace l'americanata, non ci piace lo spettacolo, no. Però serve anche questo, limitato come diceva lei. Noi speriamo anche di fare qualche americanata con le luci e con tutto lo spettacolo. Questo però piano piano verrà anche questo. Ecco. Bello questo delle luci, quindi la coreografia in pratica. Sì. Purtroppo siamo scarsi di collaboratori e quindi il problema è sempre quello, cercare gente che dà il tempo che può dare a gratis. Quello è un grossissimo problema. Senta, il mondo dell'hockey italiano è stato scosso da questa novità di Milano, che in Ice Hockey League. Che mi dice? Sì. Bella novità? Per me è una bella novità, porta l'hockey a Milano, l'hockey milanese è nei nostri cuori da sempre, quindi speriamo che loro sicuramente sono in grado di fare un grande campionato, ecco, quindi crescerà anche il vivaio milanese che fa bene a tutte le società. Fa bene sì, fa bene allo spirito dell'hockey in generale. Ci sarà più stampa, ci sarà più tutto, anche se poi loro sono in un'altra categoria, ma però si parlerà di hockey in maniera più efficace. E pensa ci siano delle positive ricadute sull'Alp? Ma sicuramente, sì, sicuramente, io penso di sì. Cioè, sempre si parla di hockey, quindi ci sarà più voglia anche di partecipare all'Alps e quindi avere anche più concorrenza e anche altre squadre, insomma. Mediaticamente manca ancora qualcosa all'hockey per esplodere qui in Italia definitivamente, oppure potete accontentarvi o vi accontentate? Cortina poi è sempre stato quando si parla di hockey, insomma, Cortina, uno va a Cortina, va a vedersi l'hockey. Ma guardi, il fatto mediatico è molto importante e siamo tutti scarsi. Cioè,
non c'è da dire, anche noi abbiamo difficoltà a avere la gente che si occupa di marketing, siamo tutti dilettanti, per cui non possiamo permetterci di pagare 30-40 mila euro a un gruppo che ci fa il marketing, e di conseguenza anche questo è scarso, no? Devo dire che non posso fare i complimenti alla mia società per come riusciamo a gestire il marketing. Mi piace questa sua umiltà, Presidente, perché Sportivi Ghiaccio Cortina quanti anni di storia ha? 102. 102 anni, insomma, Sì, sono sciocchezze, insomma, no? Sì, 102 anni sono un traguardo che molti non arrivano neanche a 50. No, direi che io me li ricordo tutti quelli della mia vita, da quando ero piccolino, che andavo allo stadio con mio papà, e quindi sono quasi 80 anni che la vivo. Ma lei giocava? O... Sì, giocavo. Ero fra i meno importanti di una grande squadra, che era la squadra del Cortina Doria e Cortina Reis. Sì, il Cortina Doria ce lo ricordiamo anche quelli che guardano da casa, che guardavano da casa, perché fortunatamente una volta qualche partita in più c'era, adesso purtroppo è brutto da dire, ma passa sotto quel profilo degli sport minori. No? Questo non è brutto da dire, è una realtà. È una realtà, sì. Una realtà che ringrazio tutti gli altri sport perché ci sono, che io mi diverto anche a vedere la televisione, però l'hockey, se fosse un po' più guardato e avesse la possibilità di essere più trasmesso, sarebbe un'altra roba. Ne guadagnerebbe un po' tutti quanti, no? Sì. Per chi tifa lei alle elezioni della FIRG? Se proprio può scendere in campo. Ti farei per tutti, perché tutti sono in grado di fare un buon lavoro. Ringrazio anche Jos, eccetera, per quello che ha fatto, e tifo per Tommy, è un amico, e quindi... E quali sono le novità che si aspetta lei, o che vorrebbe, o che porterebbero, che potrebbero portare, insomma, a sviluppare ulteriormente? Se ci fossero novità importanti come quelle di far tornare il cartellino ai ragazzi che non possono essere liberi dopo i 18 anni, ma questo è un fatto internazionale. Questo è un problema grosso, perché tutte le squadre spendono soldi per tirare su i ragazzi fino a 18 anni, e poi ci troviamo che i ragazzi vanno dove vogliono, quindi tutto il capitale investito finisce lì. Stavo per dire l'Italia, però poi mi pare che sia il caso dell'hockey è un po' più allargato oltre all'Italia, no? Mi pare. Sì. Quindi... Sì, è un appunto che faccio. Sì, no, ma è giusto, questo era un appunto che anche il calcio aveva fatto, che anche gli altri sport hanno fatto, che sono riusciti parzialmente magari a risolvere, però sono riusciti a risolvere. Per noi è un danno enorme. Capisco che un ragazzo, noi abbiamo sempre lasciato andare i ragazzi se dovevano studiare, se dovevano lavorare all'estero, per l'amor di Dio, non è che possiamo, però ci vuole un riscontro a quanto la società ha sacrificato in questi anni per farli diventare giocatori di hockey. Anche perché i giocatori che andate a trovare, che andate a prendere, non è che arrivino da Pieve di Cadore, da Tai di Cadore, qualcuno ne arriva, però gran parte, poi ne parleremo con il figlio che ha curato la squadra anche per la rosa di quest'anno, sono tutto il mondo. È tutto il mondo, cerchiamo anche ragazzini di 20 anni così, che possono sopperire al problema che abbiamo avuto anche quest'anno di qualche giocatore nostro, proprio di Cortina, eccetera, che ha preferito andare in altri club a giocare, e invece di stare qua. Questo ci ha costretti a cercare giocatori a malincuore, a cercare giocatori per avere una rosa decente, ecco, quindi... Ma Presidente, poi se vuol dirlo lo dice, altrimenti no, ma è costoso un campionato di questo tipo per una società? Non finiamo mai la stagione in attivo, questo, anzi non mi prolungo a dire altre robe. No, infatti le ho chiesto proprio questo, se voleva dirlo cosa. Immaginiamo che i costi siano elevati, anche perché in rosa quanti sono? Ma 25-26 giocatori, poi ci sono gli attrezzisti, poi ci sono poi ci sono gli spostamenti da fare. Il problema di quest'anno, di questi anni qui, sarà proprio la situazione internazionale di guerre e tutto quello che c'è, perché io mi aspetto di aumenti di costi da parte delle macchine che doveva prendere a noleggio per certi giocatori, della benzina e il consumo di carburante, tutto questo incide
inciderà moltissimo per tutti. Lei parlava prima di voler magari voler allargare il bacino della rosa magari con qualche giovane. Avete una foresteria, ospitate i giovani oppure... Magari abbiamo difficoltà a trovare camere, appartamentini mini, piccoli, a Cortina è assolutamente impossibile, a San Vito già un problema, dobbiamo emigrare, cercare appartamenti a Tai di Cadore, per fortuna che li troviamo. Per fortuna sì. Presidente, siamo quasi in chiusura. Allenatore confermato, tanti giocatori nuovi, dicevamo qualche locale, qualche new entry, insomma, però da presidente che cosa si aspetta? Mi aspetto una crescita di giovani e anche una conferma di meno giovani, che è Francesco Bombadami, che quest'anno ci ha fatto la grande sorpresa di voler tornare a giocare con noi, e che in pratica per noi è un orgoglio avere una persona come lui, che ha dimostrato, nonostante l'anno scorso non abbia giocato con noi, non per colpa sua ma per motivi particolari, perché volevamo fare una rosa di giovani eccetera, e quindi mi aspetto che la squadra sia giovani, è una squadra giovane che però aumenta di età media, perché c'è Bombo che ringrazio che tira su il conto. Senta Presidente, cosa si aspetta? Me l'ha detto, che campionato sarà? Difficoltoso, difficile? Per noi sì, molto difficoltoso, puntiamo al massimo ma non pretendiamo di arrivare a livelli altissimi. Ma lei è uno di quei presidenti che dentro in spogliatoio dice voglio vincere, oppure tranquilli? Nel mio cuore sì. Però lo tiene per lei? Lo tengo per me, e non mi arrabbio certo se perdono una partita. Certo, se non ci mettono la voglia, allora mi arrabbio. E scende in campo anche lei? No, sarei peggio io di loro. Allora, io la ringrazio, Silvio Bernardi, il presidente appunto della Sportivi Ghiaccio Cortina. Grazie per essere stati qui con noi. Sono stati 20 minuti piacevolissimi in cui abbiamo cercato di spiegare insomma quello che è l'hockey Cortina per quei pochi, ci auguriamo, che non conoscevano insomma l'hockey fatto qui e praticato qui a Cortina. Grazie Presidente. Io la ringrazio ancora e faccio un appello a tutti quelli che vogliono abbonarsi e fare la tessera per venire a vedere. Abbonatevi, è semplice, basta abbonarsi, insomma, no? Sì, anche Costo? perché quest'anno abbiamo deciso di ridurre i prezzi, eccetera. Quindi Presidente, benvengano tutti allo stadio a guardarci. Grazie a voi, abbonatevi. Grazie Presidente. Grazie. Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.